Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra agricoltura. Oggi parleremo di un'altra interessante manifestazione che si è svolta in Calabria, a Cerchiara di Calabria per l'esattezza, l'iniziativa Nuova Agricoltura in Oliveto. Ne parleremo tra poco perché davvero è stato un momento di formazione, di incontro, davvero sono quei momenti che servono proprio per far crescere l'agricoltura in Calabria. Allora saluto chiaramente il Presidente Magliocchi e il Dottore Iannotta. Dicevamo, Presidente, è un altro di quei momenti importanti, no? Perché a parte il concorso per la potatura, i vincitori, i finalisti che sono venuti da tutta Italia, però il confronto è importante, no? Perché quando si parla di potatura, corretta potatura, noi ne abbiamo parlato più volte, però bisogna trasmettere anche questa cultura, ecco, agli agricoltori del territorio, che credo abbiano un po' recepito, no? Queste corrette informazioni poi per ottenere alla fine un prodotto di qualità, sempre lì. Presidente. Sì, dunque è un concorso che certamente ha un significato importante sia per le nostre trasmissioni, ma credo anche per il nostro obiettivo, cioè che resta sempre fermo quello della qualità. Ci stiamo e abbiamo visto e ci stiamo accorgendo quanto sia importante il sistema della potatura rapportato anche a queste nuove cultivar di cui gli uliveti che sono presenti nella nostra regione hanno. Quindi diciamo, sia le cultivar che come nuovi impianti in sé, come struttura, anche la pianta della Carolea che non vede più quella maestosità di piante a cui siamo abituati, ma ormai i nuovi impianti vediamo con piante un po' più giovani, con un sistema più snello, e quindi hanno bisogno di una potatura diversa di come era stata fatta negli anni passati, di come era un po' radicato nei nostri potatori il sistema antico che causa piuttosto danni a queste nuove piante che dargli un aiuto ad andare avanti, a crescere come devono crescere. Ecco, queste sono le cose che per noi diventano importanti trasmettere, far vedere, far sentire. Oltretutto abbiamo avuto i migliori esperti italiani di potatura, certo, i migliori insegnanti di come si deve potare una pianta d'ulivo per ottenere sia qualità che quantità. Che quello è l'obiettivo è l'obiettivo migliore per tutti noi. Perché poi anche si trasforma in reddito, in economia, quello, perché è chiaro, bisogna avere un prodotto di qualità in quantità e poi insomma l'olivicoltore deve anche fare reddito, vero Dottore Iannotta? Ricordiamo intanto che questa manifestazione di Cerchiara, che tra poco vedremo nelle immagini, è stata organizzata dalla Casa Editrice ed Agricole, quindi insomma sono venuti un po' da tutta Italia sul territorio calabrese proprio per confrontarsi, no? Sì, la Ed Agricola, diciamo, è una delle case editrici più importanti d'Italia dal punto di vista dell'agricoltura. Infatti diciamo, ha diverse testate di grande importanza, sia Terra e Vita che Olive e Olio.
Questa casa editrice, diciamo, nell'ambito delle proprie attività divulgative, ha inteso organizzare questa volta in Calabria questo Nova in Oliveto. Nova sta per innovazione, nel senso loro si richiamano all'innovazione, alla necessità di innovare. Ma lo fanno in maniera alta, perché noi di solito quando pensiamo all'innovazione in agricoltura e non solo in agricoltura, immaginiamo subito che si tratti di qualcosa di tecnologico, quindi di macchine. Sì. E in realtà parzialmente è vero, perché molte volte l'innovazione è rappresentata dall'evoluzione tecnologica di queste macchine. Basti pensare a quello che è avvenuto nel campo della raccolta per capire questa importanza. Però poi, perché diciamo hanno elevato il tono di questa? Perché l'innovazione vera è la conoscenza, cioè nulla è più innovativo della conoscenza. Allora la conoscenza attinge alla ricerca, quindi ricerca, conoscenza, divulgazione sono i passaggi di una filiera necessaria ovunque, ma in particolar modo in Calabria, dove ancora diciamo, questi aspetti innovativi non li abbiamo recepiti del tutto, al 100%. Questo è anche il motivo per cui nella organizzazione di questa manifestazione non c'era solo il campionato nazionale di potatura, che pure diciamo, è un aspetto importante, ma c'erano anche degli altri laboratori, c'era il laboratorio di difesa fitosanitaria per esempio, così come, parlando sempre della qualità e in questo caso qualità sensoriale, c'era un laboratorio proprio sensoriale per gli assaggi, quindi diciamo per l'educazione organolettica, esattamente. Oltre naturalmente a tante altre cose, tra cui anche le cose belle e buone che abbiamo in Calabria, perché poi abbiamo visto che su Oliveoli c'era una bellissima intervista al presidente Magliocchi e così come nella tavola rotonda è stato argomento di conversazione e anche di discussione la istituzione dell'IGP Olio di Calabria. Si è disquisito un po' sulla novità di questa nuova forma di certificazione di qualità, che è un po' diversa rispetto alle DOP, che purtroppo per noi, dobbiamo dire, sono risultate alla fine un po' fallimentari rispetto all'esperienza degli anni scorsi. Quindi c'è stata anche la proiezione di questo olio IGP, si è anche parlato e si è anche detto al Presidente, il Presidente è stato stimolato a questo riguardo, proprio di unificare queste etichette, quindi le vecchie DOP con la nuova IGP, per fare un unico disciplinare, un unico consorzio di tutela e quindi praticamente permettere questa produzione di alta qualità in Calabria e di certificarla in maniera che poi possa in definitiva fare quel che diceva lei, andare sui mercati, i mercati globali e quindi conseguire reddito, conseguire risultati economici che poi hanno una ricaduta sul tessuto produttivo calabrese. Certo, partiamo dalla tradizione, ma bisogna guardare avanti, ecco, sì. Non bisogna rimanere al passato in toto, cioè tutelare chiaramente le nostre tradizioni, ma poi adeguarci ai tempi. Questo bisogna, l'agricoltore moderno deve fare questo. Ma entriamo un po' in questa atmosfera bellissima, già il nostro Enzo Leonetti ci ha mostrato le immagini, intanto un luogo meraviglioso, veramente una bella iniziativa. Il Palazzo del 500. Sì. Veramente anche la location, sì, insomma, anche la location. meritava, insomma, sì. Molto bella. Intanto ascoltiamo anche Bruno Maiolo, abbiamo ascoltato tante personalità presenti a questo incontro di Cerchiara di Calabria. Iniziamo proprio da Bruno Maiolo, che è un dirigente dell'ARSAC. Sentiamo. Partecipano al campionato nazionale, che è una manifestazione collaterale all'iniziativa organizzata in collaborazione con l'Assam, la regione, l'omologo nostro delle Marche ed Agricole, perché ci sono partecipanti di 16 regioni italiane, ovviamente molte di più di quelle che producono olivo in Italia, insomma. Siamo contenti per questo, anche perché l'affluenza è un'affluenza notevole, che noi avevamo preventivato ma non in questi termini. E poi complessivamente la giornata avrà anche dei momenti scientifici, quindi con tavole rotonde sull'olivicoltura in maniera particolare, sulle nuove tecniche di raccolta, sulla potatura, sulla difesa fitosanitaria. E come azienda, come ARSAC, abbiamo allestito dei laboratori
informativi che variano dalla difesa fitosanitaria alla irrigazione, alla concimazione e anche una dimostrazione di come si fa un assaggio di olio con capopanel dell'ARSAC. Bisogna dire comunque che siamo arrivati a questa giornata con un lavoro di 3 anni, perché noi comunque sono 3 anni che come azienda promuoviamo corsi di formazione per la potatura dell'ulivo in maniera particolare e sono 3 anni che facciamo il campionato regionale, sempre collegato al circuito Forbici d'Oro, che poi è il logo che gestisce insieme ad Assam il campionato nazionale. È importantissimo perché figure specializzate sulla potatura dell'ulivo ce ne vogliono sempre di più, per evitare che ci siano potature indiscriminate che siano uguali per il castagno, per la quercia, per l'ulivo e per gli agrumi. L'ulivo è una pianta particolare, poi anche in relazione alla cultivar, alla varietà, ha bisogno di potature particolari. Oggi la prova si fa sull'allevamento classico, quindi a vaso policonico, che comunque non è un tipo di potatura molto diffuso in Calabria. L'occasione è utile anche perché a questa manifestazione nazionale partecipano anche i potatori calabresi che hanno superato le selezioni regionali e noi pensiamo che utilizzando anche questi amici che si sono cimentati in queste prove possiamo con il tempo cercare di far cambiare la mentalità e quindi arrivare a una potatura razionale dell'ulivo per zona e per varietà. È cambiato un po' questa mentalità con il tempo, sentivamo Maiola, ha detto questa iniziativa è stata preparata da 3 anni, no? C'è un confronto costante con il territorio proprio per far capire le diverse tecniche di potatura in base alla pianta, quello che può far bene, quello che invece non va assolutamente fatto. Volevo capire se questo cambiamento si avverte oggi sul territorio, c'è questa nuova cultura, ecco. Questo input, questo stimolo, sì. Ma credo di sì, perché lo stiamo vedendo proprio con la partecipazione a questi concorsi. 2 settimane prima del nazionale c'era stato il concorso regionale qui a Mondalto, organizzato dall'ARS, che anzi colgo l'occasione per ringraziare gli esperti dell'ARSEC, il dottore Maiolo, il dottore Petrillo, il dottore Maione, il dottore Pagliuto e tanti altri, adesso mi sfuggono e gli chiedo scusa di questo, ma li voglio ringraziare tutti proprio per questi stimoli che danno e queste sensibilizzazioni ai nostri olivicoltori. L'abbiamo visto anche dalle immagini di come oggi si presenta una pianta d'ulivo giovane che, se la si segue sin dalla nascita, la si porta a un compimento migliore, a una crescita migliore, a una produzione migliore, seguendola proprio da questi momenti, cioè da appena la pianta incomincia ad essere produttiva. Quindi con una struttura diversa, portarla ad una struttura diversa, eccetera. E stiamo vedendo che i nostri olivicoltori sono molto ma molto propensi e recepiscono questi messaggi, non ultimo anche quello che noi abbiamo svolto come corsi per la potatura con il professore Pannelli. Sono già 3 anni che stiamo facendo con il professore Pannelli questi corsi e ogni anno abbiamo un aumento di partecipanti che vengono veramente con soddisfazione, veramente ci tengono, si prenotano a tempo appunto perché ormai hanno capito che l'olivicoltura sta cambiando. L'olivicoltura in particolare è su questa strada, è una strada che è indirizzata al miglioramento qualitativo, non ultimo questi i marchi che stiamo raggiungendo, prima la DOP ma oggi la IGP, che riguarda tutta la produzione calabrese, diventa sempre più importante, ma se non facciamo qualità sicuramente non riusciamo ad essere presenti sui mercati e a salvaguardare una produzione che è il 25% dell'economia agricola calabrese. E inoltre proprio di questi giorni puntare sulla qualità e stare attenti a crescere in un modo diverso da come era prima, perché in consorzio stiamo avendo dei segnali positivi
segnali positivi che ci pervengono da aziende imbottigliatrici. Aziende imbottigliatrici, io ne parlavo proprio ieri con un'azienda siciliana che aveva richiesto del prodotto dei quantitativi e un po' si lamentava che non riusciva a trovare quantitativi significativi e si è rivolto al consorzio appunto per avere queste indicazioni di aziende perché questa azienda sta facendo dei contratti con la grande distribuzione, io non faccio i nomi né dell'azienda olearia né della grande distribuzione per correttezza, dove sono in programma esposizione e vendite di prodotti di qualità, dove da tanto si dice che anche la grande distribuzione deve un po' incominciare a cambiare orientamento, cioè o quantomeno avere anche quell'angolo di produzione di qualità, di produzione del nostro territorio, di produzione oppure di quel territorio della regione dove opera. E lì questo si dice ci sono dei punti vendita che operano in Calabria e dovranno dotarsi o si doteranno di questi prodotti a marchio di quel territorio. Ah, questo è giusto per il consumatore che deve poter... Ecco, il consumatore intanto va e sa che trova questo, ma lo deve sapere anche il nostro olivicoltore che così sa che se è indirizzato a fare qualità e quindi deve fare qualche sacrificio in più per ottenerla, sa che piano piano avrà la sicurezza della vendita del prodotto, perché la richiesta sicuramente è in aumento e non fermarci all'autarchia sia delle produzioni o degli imbottigliamenti eccetera non ci porta a nessun risultato positivo. Mettiamolo da parte queste cose, guardiamo il futuro, guardiamo l'economia della nostra azienda olivicola, facciamo crescere il nostro olivicoltore, a noi interessa in questo momento l'olivicoltore, poi assieme all'olivicoltore sicuramente crescerà bene e meglio il trasformatore sicuramente si doterà di un imbottigliamento adeguato e soddisfare e poi forse può darsi pure che non ci sarà più bisogno di andare in giro per l'Europa a far imbottigliare il nostro olio, perché sarà talmente conosciuto che non avremo più bisogno di portare questo discorso in ambiti diversi. Allora, continuiamo sull'incontro di Cerchiara di Calabria. Abbiamo sempre detto che la qualità si costruisce sul campo, giusto? Abbiamo visto che è importante la potatura, ma anche l'acqua, ecco, la quantità di acqua per le piante dell'ulivo. A tal proposito ascoltiamo Riccardo Gucci, uno dei massimi esperti, docente all'Università di Pisa, che ha parlato proprio di questi due aspetti, sì la potatura ma l'acqua. Abbiamo visto l'estate scorsa insomma la carenza d'acqua ha provocato diversi danni all'agricoltura calabrese, all'olivicoltura in particolare. L'estate che si preannuncia non sarà sicuramente migliore della precedente, allora cosa bisogna fare? Ascoltiamo il professor Gucci. La dimostrazione di potatura era una cosa dimostrativa per cercare di sensibilizzare soprattutto i tecnici calabresi a introdurre quelle piccole novità che possono però migliorare molto la tecnica, quindi cose che facciamo da tanto tempo e che penso che abbiano una loro utilità. Imparare a gestire anche poca acqua può aiutare moltissimo a mantenere la produzione. Io distinguerei due situazioni, quella dove interveniamo di soccorso proprio perché l'acqua è poca ma anche quel poco diventa estremamente importante in annate così succedose, oppure quella dove abbiamo una certa disponibilità e quindi possiamo realizzare l'oliveto in irriguo e sempre gestendo il deficit consumare poca acqua ma ottenere anche dei grossi vantaggi produttivi. L'acqua influisce soprattutto sulla componente fenolica.
quindi tende ad abbassare un pochino la concentrazione fenolica. Però ripeto, noi oggi in olivicoltura gestiamo sempre l'acqua in deficit, cioè dando meno di quello che è il soddisfacimento pieno, e in tal modo riusciamo anche a recuperare i fenoli e quindi a tenerci al di sopra di quelle concentrazioni. Quello che fa l'acqua è amplifica anche un pochino gli aromi, soprattutto con alcune varietà, quindi crea degli oli un pochino più ricchi dal punto di vista dei profumi e del bouquet, e questo per chi poi deve vendere e creare quelle emozioni può essere un bel vantaggio. Insomma, dottore Iannotta, l'acqua ce la dobbiamo far bastare, o meglio l'agricoltore, l'olivicoltore si deve far bastare quell'acqua che c'è. Come? Dunque, noi purtroppo viviamo in una regione da sempre siccitosa, perché le piovosità medie nella nostra regione sono sempre relativamente basse, addirittura nella zona dove eravamo, lì nella piana di Sibari, addirittura è abbondantemente al di sotto dei 1000 mm annui di pioggia. Quindi, per di più, negli ultimi anni i cambiamenti climatici hanno creato un'altra situazione negativa, che è quella della concentrazione del periodo delle piogge. Cioè, una volta erano distribuite durante l'anno, adesso invece sono concentrate nel periodo invernale e quindi lasciano molti mesi, molte stagioni scoperte. Ora, l'acqua è necessaria che ci sia, questo è indiscutibile per la vita stessa, e soprattutto perché, come dicevamo prima, varie volte abbiamo detto in questa trasmissione, parlando di potatura e parlando della funzione delle foglie che intercettano la luce e attraverso la fotosintesi clorofilliana creano le condizioni perché la pianta poi possa esprimere tutto il suo potenziale produttivo, quindi queste sostanze organiche. Ma questa fotosintesi clorofilliana passa attraverso un fenomeno chimico che avviene nel laboratorio delle foglie, che si chiama idrolisi. Quindi c'è bisogno dell'acqua, perché senza dell'acqua ovviamente questa idrolisi non può avvenire. Allora è necessario che queste piante abbiano questo aiuto. Il professor Gucci esprimeva un concetto molto importante che, diciamo, tutti gli olivicoltori dovrebbero capire. Cioè, noi quando andiamo a irrigare l'olivo lo andiamo a irrigare in deficit, cioè sempre in quantità inferiori rispetto a quelli che sono gli standard. E questo per due motivi: uno, per stimolare proprio la pianta e anche per resistere a queste condizioni, e l'altra perché la formazione di alcuni importanti componenti qualitativi dell'olio, come per esempio le sostanze fenoliche, quelle che conosciamo come polifenoli, si abbasserebbero in presenza di molta acqua. Quindi, siccome noi questi prodotti, queste sostanze le vogliamo nell'olio, allora con l'acqua ci dobbiamo tenere in quantitativi più limitati. Ovviamente il tutto nell'ambito di questo equilibrio della pianta di cui si parlava all'inizio, quindi il fatto della potatura, perché è giusto per far capire ai nostri telespettatori come funziona una pianta arborea. Diciamo, una pianta arborea è costituita da 3 grandi organi, che sono la chioma, che è quella che si preoccupa della fase anabolica, cioè costruttiva, quella che costruisce le sostanze nutritive. Poi c'è il fusto e le branche, che sono l'imbalcatura, cioè è la struttura che serve per mantenere questa chioma nelle migliori condizioni possibili. E il terzo organo sono le radici che hanno il compito essenziale di assorbire l'acqua e alcune sostanze minerali che poi attraverso la circolazione della linfa grezza trasferisce alle foglie laddove avviene la fotosintesi clorofilliana. Tutto questo equilibrio, che viene sintetizzato sotto il nome di metabolismo, non può prescindere da una certa quantità di acqua. E quindi da qui la necessità di avere queste disponibilità, soprattutto negli ambienti nostri. Adesso il professor Gucci opera essenzialmente in Toscana, le piovosità lì sono doppie rispetto a quelle calabresi, quindi i problemi sono meno sentiti. Ma in Calabria purtroppo, soprattutto in alcune aree, per esempio l'Alto Ionio Cosentino, anche nella piana di Gioia Tauro, dove le piovosità sono basse, diciamo, questo problema è particolarmente sentito. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità. Subito dopo ascolteremo
altri esponenti, altri illustri relatori che hanno partecipato a questo incontro, ma faremo vedere anche, Presidente, l'etichetta dell'IGP Olio di Calabria, perché proprio in quell'occasione, no, sono state portate queste bottiglie, le prime bottiglie con l'etichetta IGP Olio di Calabria. Rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare della bella manifestazione di Cerchiara di Calabria, Nuova Agricoltura in Oliveto. Prima di andare in pubblicità abbiamo detto che proprio nel corso di questa manifestazione sono state mostrate, ecco, queste etichette dell'IGP Olio di Calabria, le bottiglie di olio calabrese con il marchio del consorzio. Sì, degli olivicoltori che quest'anno hanno prodotto con la certificazione IGP. E queste erano le prime bottiglie che si sono poste in commercio e che erano quel giorno presenti per le degustazioni. Molta emozione. Intanto ascoltiamo Rosario Franco dell'Arsac di Gioia Tauro, che proprio ci mostra queste bottiglie, lo ripeto, con un po' di emozione, tanta soddisfazione, ma un pizzico di emozione c'è stata. Ascoltiamolo. Questo è il primo giorno che una di queste etichette esce dallo stabilimento. È una notizia pure storica, che finalmente hanno raggiunto questo obiettivo che noi abbiamo rincorso con il Presidente per tantissimi anni, e soprattutto il Presidente ha rincorso dell'IGP, di dare un nome e cognome all'olio di Calabria. Finalmente ci siamo riusciti, lo portiamo al cospetto pure della grande platea del pubblico appassionato e di tutti quanti noi. Pure oggi abbiamo fatto le prove di degustazione e analisi sensoriale con questo olio IGP di Olio di Calabria. Promosso a pieni voti, lo possiamo dire, per quanto riguarda questa analisi sensoriale dell'olio IGP, anche perché il disciplinare era veramente rigido, sì. Quindi insomma, chi è entrato nel consorzio deve avere determinate caratteristiche. Poi fa anche piacere avere visto Rosario Franco, presentatore, diciamo, di questo prodotto, perché lui è stato anche, assieme al dottore Iannota, al professore Zimbalatti e altri, fra gli esperti appunto del riconoscimento della IGP di Calabria con le loro relazioni tecniche, scientifiche e storiche di cui aveva bisogno tutto l'iter per certo, un lungo iter, ne abbiamo parlato più volte, insomma, una strada dove non ci sono stati pochi ostacoli, però poi, perché noi siamo calabresi, abbiamo la testa dura, quindi gli ostacoli li superiamo, quando c'è l'obiettivo finale da perseguire, insomma, non ci ferma nessuno. L'impegno lo mettiamo. Intanto noi abbiamo tantissime interviste da far ascoltare, no? Dichiarazioni che abbiamo colto nel corso della manifestazione di Cerchiara di Calabria. Ascoltiamo adesso il professor Rocco Mafrica, che è un docente dell'Università di Reggio Calabria. Credo che giornate come questa siano molto importanti per l'olivicoltura calabrese, in quanto fanno vedere e mettere in atto pratiche culturali innovative che tengono conto delle conoscenze scientifiche, in particolar modo per quanto riguarda esempio la potatura, le conoscenze fisiologiche. Quindi oggi la pratica della potatura viene fatta tenendo conto delle caratteristiche biologiche e del funzionamento fisiologico della pianta. Questo consente alla pianta di poter estrinsecare al massimo il proprio potenziale produttivo, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Sarebbe opportuno che eventi del genere avvenissero con una certa frequenza nel nostro territorio, visto l'importanza che questa cultura riveste per la regione Calabria.
E continuiamo con le interviste, tra poco le commenteremo qui in studio, perché vorrei ascoltare anche il professor Giuseppe Zimbalatti dell'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria, che ha parlato della meccanizzazione, perché abbiamo detto sono stati diversi gli aspetti che sono stati affrontati, quindi la difesa, l'irrigazione, la meccanizzazione, la potatura, insomma tutti aspetti che sono poi correlati, no, tra loro per avere poi quel prodotto di qualità. Ascoltiamo il professor Zimbalatti. Gli anni in cui la meccanizzazione doveva crescere ed affermarsi sono ormai passati. Oggi sono gli anni in cui si deve cercare di massimizzare il beneficio della meccanizzazione, non solo come diceva il collega in termini economici, ma anche e soprattutto in termini qualitativi. Oggi è estremamente importante poter raccogliere le olive nei tempi giusti. Per poterlo fare occorre la tempestività dell'intervento. Le macchine moderne devono guardare a questo come l'obiettivo principale, oltre ovviamente a massimizzare quello che è il rapporto tra la macchina e la pianta, che deve essere improntato sempre ad un maggior rispetto possibile per evitare quei fastidiosi ed anche dannosi inconvenienti al tronco soprattutto, ma anche alle branche, che principalmente con l'uso non appropriato di alcuni scuotitori spesso si possono verificare. È molto importante lavorare sulla potatura, meccanizzarla nel modo migliore possibile, perché assieme alla raccolta, ma oggi la potatura in maniera particolare, sono le operazioni che più incidono sui costi di produzione, oltre che su tutti gli altri aspetti produttivi. Non è facile meccanizzare completamente la potatura, lo si riesce a fare in misura maggiore negli uliveti intensivi, ma negli uliveti tradizionali o moderni, ma non ad alta densità, risulta ancora una pratica molto dispendiosa, e a questo si aggiunge anche che la formazione professionale deve essere incrementata, deve essere supportata, perché bisogna avvalersi con sempre maggiore incidenza di potatori altamente qualificati, perché dalla potatura dell'ulivo, della pianta di ulivo, scaturisce poi il buon esito delle annate produttive successive. Insomma, sono sempre concetti che bisogna tenere bene a mente se si vuole avere poi il prodotto di qualità. A proposito di potatura, ascoltiamo anche Barbara Alfei dell'ASSAM e vediamo le impressioni, no, che ha avuto tornando qui in Calabria, perché ci diceva un tempo, come diceva lei, dottore Iannotta, la potatura prima si faceva in un modo, poi è stato introdotto quest'altro tipo di potatura. Allora vediamo le impressioni che ha colto proprio sul territorio tra gli agricoltori calabresi, gli olivicoltori calabresi. Sentiamo. Abbiamo trovato una grande disponibilità ad accogliere così tanta gente e soprattutto ad approfondire le problematiche legate alla potatura dell'olivo. L'Italia è molto, molto estesa, no? Quindi le caratteristiche dell'olivicoltura sono decisamente diverse, così come anche le tradizioni legate a volte, no, a dei retaggi culturali in merito a tecniche così importanti come la potatura. Da anni, e questa è la 16ª edizione del campionato nazionale di potatura, ci stiamo occupando di questa tecnica culturale che ha una così grande importanza, no, ai fini della redditività dell'olivicoltura in termini di aumento della produttività, riduzione dei costi di produzione, sempre con l'obiettivo primario che è quello della qualità dell'olio. Il vaso policonico è la forma di riferimento che abbiamo scelto e nel corso degli anni tante regioni si sono aggiunte, no, e hanno condiviso questa linea, questa filosofia delle forbici d'oro. È nato un comitato di coordinamento e la Calabria negli ultimi anni è intervenuta in maniera molto attiva. È con molto piacere che siamo venuti in questa terra così olivicola a portare questa manifestazione di carattere regionale. È stato bello vedere come gli stessi potatori dell'azienda in cui ci troviamo ad operare hanno raccolto in maniera molto positiva e molto veloce anche le indicazioni relative al vaso policonico. Quindi quando siamo venuti a fare i sopralluoghi tempo fa, loro potavano in una determinata maniera, secondo noi non propriamente corretta,
abbiamo mostrato semplicemente la potatura di 2 piante cercando di far capire quali sono i vantaggi della forma a vaso policonico in un'ottica ovviamente semplificata. Siamo tornati ieri e abbiamo trovato migliaia di piante potate a vaso policonico, quindi hanno raccolto in maniera estremamente positiva, e questo è stato per noi di grande soddisfazione, perché ovviamente vuol dire che il messaggio che si va diffondendo con questa iniziativa delle forbici d'oro, che ripeto è diramata in tutta Italia, no? Tutte le regioni o quasi tutte le regioni stanno facendo le preselezioni per mandare al campionato nazionale i migliori concorrenti, i migliori potatori, perché il potatore è diventato una figura professionale di estrema importanza, quindi non è il tagliatore, non è tagliare, è l'arte della potatura, con cognizione, conoscendo quelle che sono le esigenze fisiologiche dell'olivo, oltre che le esigenze dell'olivicoltore, che ovviamente deve avere un'adeguata produzione tendenzialmente costante tutti gli anni. Beh, insomma, questo è importante, perché quando ci si confrontano, questa è la dimostrazione, magari prima si potava in un certo modo, non era adatto, magari si aveva una resa minore, e nel momento in cui viene spiegato all'olivicoltore qual è la tecnica più adatta per ottenere un prodotto di qualità superiore e avere un prodotto maggiore, ecco, una raccolta maggiore, ecco che allora questi momenti di confronto sono importantissimi, perché il messaggio è stato recepito sul territorio. Sì, infatti diciamo, il campionato nazionale di potatura è impostato esclusivamente su un'unica forma di potatura, che è quella che citava la dottoressa Alfei. Vaso policonico. Vaso policonico, sì. Che la parola stessa lo spiega, cioè la pianta si deve mettere a vaso, quindi con 3 o 4 branche aperte, e ciascuno di queste branche porta un cono, per cui ecco il vaso policonico. Perché questo vaso policonico? Perché consente intanto la migliore intercettazione della luce, quindi la maggiore capacità delle foglie di esporsi alla luce. Un secondo motivo è rappresentato dall'aerazione della chioma, dove si forma un microclima non umido e quindi non adatto allo sviluppo delle malattie, quindi le piante più sane. E il terzo, ancora più importante motivo, è relativo alla resa di raccolta con la raccolta meccanica, quindi utilizzando le tecnologie di raccolta, soprattutto gli scuotitori, si hanno le percentuali di resa maggiori. Il campionato di potatura è stato impostato per questi motivi sul vaso policonico, in contrapposizione a quella che si usava nella zona di Cerchiara di Calabria, a cui faceva riferimento poc'anzi la dottoressa Alfei quando diceva di un vecchio sistema di potatura non idoneo, che era il cosiddetto potatura alla massa frese, dove praticamente i criteri erano completamente diversi rispetto a questi. Su cultivar cassanese, che è una cultivar tipica calabrese, che dà luogo a un olio particolarmente buono anche dal punto di vista organolettico, un olio elegante direi, quindi un fruttato medio eccetera, che praticamente le cui caratteristiche vengono esaltate al massimo quando le piante, diciamo, sono predisposte in questo modo. Questo è giusto per restare sul concetto di base sempre e comunque che la qualità si costruisce in campo. Da lì dobbiamo partire, non possiamo scappare da questo. Ecco, nella fase di trasformazione si può solo rovinare, certo. Si può danneggiare la produzione, ma non si può più, la vera qualità si costruisce in campo. Ecco, questo è anche importante per gli agricoltori, per gli olivicoltori che devono fare anche reddito, ma anche per chi ha magari 2 o 3 piante d'olivo nel proprio giardino, che può fare, no, una resa di olio per un consumo domestico, ecco, anche per, diciamo, chi è nel proprio giardino di casa 3-4 piante. Questo è importante saperlo, perché spesso magari si tagliano, non si potano le piante e poi le olive non sono buone, quindi questo può essere utile anche per chi a casa magari ci ascolta e vuole saperne di più, ecco, perché adesso è anche di moda avere l'ulivo nel giardino, sì, quindi bisogna saperlo curare. Poi in effetti si tratta di acquisire dei concetti e di applicarli, ecco. Poi si possono applicare su una pianta, su 100, su 1000. Però questo è interessantissimo. Però il concetto è quello. Per tutti noi, chiaramente per gli olivicoltori è molto più importante, perché lì insomma ci sono altre cose che entrano in gioco, quindi la qualità, la quantità e poi il fatto economico, perché insomma si vive di quello, ecco, questo è importante. Andiamo ad ascoltare adesso Pino Giordano, che è un assaggiatore
dell'ARSAC, perché insomma il gusto, le caratteristiche sensoriali dell'olio sono fondamentali. Allora ascoltiamolo. Siamo in una zona dove secondo me viene coltivata una delle migliori, se non la migliore cultivar calabrese, che è la cassanese o grossa di Cassano. È una cultivar che ha dei profili sensoriali molto complessi e arriva a un fruttato che arriva fino all'intenso ed è molto armonico anche in bocca, quindi si sposa bene sia dal punto di vista olfattivo che gustativo tattile. È un olio molto armonico, molto complesso, che si può abbinare a una gran miriade di cibi e di piatti. Poi noi in Calabria abbiamo la fortuna di avere tantissime cultivar e quindi possiamo soddisfare l'esigenza di uno svariato target di consumatori, perché possiamo fornire dagli oli delicati, eleganti, fino a degli oli molto strutturati, molto corposi, quindi con un amaro, un piccante abbastanza accentuato, decisi, che possono essere abbinati invece a cibi più saporiti, fino ad arrivare alle carni rosse. E questo patrimonio, questa biodiversità si manifesta poi con uno strumento che noi abbiamo adesso in Calabria, oltre alle DOP esistenti, le 3 DOP esistenti, anche adesso con l'IGP, perché il 97% delle cultivar calabresi rientra nel disciplinare dell'IGP. Per cui questa componente varietale così vasta può offrire, può permettere la produzione di oli di una svariata condizione varietale di profili sensoriali, per cui ci possiamo proporre al mercato offrendo molti oli interessanti e di qualità. Questo è anche un messaggio molto importante, perché la varietà delle cultivar è insomma una cosa importante per il territorio, perché sappiamo che ogni olio ha un suo piatto al quale deve essere abbinato, quindi questa è anche cultura, visto che la nostra trasmissione si chiama Agricultura, quindi questo è bene saperlo. Intanto volevo ascoltare anche Eugenio Occhialini, che è il direttore di Vista ed Agricole, il gruppo che ha organizzato, il gruppo editoriale che ha organizzato questa manifestazione a Cerchiara di Calabria. Abbiamo avuto un territorio che ci ha ospitato a braccia aperte e soprattutto abbiamo visto che la risposta è stata veramente grande. Oggi abbiamo distribuito quasi 700 pasti, 1000 persone hanno partecipato, siamo veramente soddisfatti della risposta del territorio. È stato per noi un grande successo. Noi con questo progetto Nova Agricoltura quello che vogliamo fare è spiegare agli agricoltori come si può cambiare il modo di coltivare innovando secondo quelle che sono le nuove regole del mercato, quindi fare agricoltura in modo più sostenibile, rispettosa dell'ambiente, rispettosa del territorio, rispettosa soprattutto della economicità e quindi anche della redditività delle imprese agricole. Quindi oggi qui abbiamo voluto portare, oltre al campionato nazionale di potatura dell'olivo a vaso policonico insieme agli amici dell'Assam della Regione Marche e grazie soprattutto all'aiuto dell'ARSAC della Regione Calabria, l'Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo, abbiamo voluto portare un piccolo granello di innovazione che serve appunto per far cambiare un po' la tradizione. La tradizione va mantenuta, però tradizione e innovazione devono andare a braccetto. Quello che dicevamo un po' anche noi prima, no? Sì, la tradizione va benissimo, bisogna tutelare e difendere la nostra tradizione, però bisogna guardare avanti al futuro, ecco, non possiamo rimanere ancorati solo al passato. La stessa cosa, l'idea del consorzio va in questo senso, non più l'agricoltore o l'agricoltore che fa delle quantità e cerca di mettere sul mercato, ma insieme si riesce a conquistare più spazi, e questa insomma anche la filosofia, offrire quindi un prodotto di qualità ad una platea più ampia. Così. Sì. L'obiettivo resta sempre quello, cioè essere presenti in un modo diverso su tutti i mercati. Certo, la tradizione è importante, perché la tradizione alla fine sono le nostre radici, ma di sola tradizione non si può vivere, perché oggi i mercati ci dicono e ci chiedono di essere presenti in un modo diverso.
in un modo diverso e in un modo innovativo, anche perché come cambia il mondo, cambiano anche le forme delle colture, le forme di quello che si deve porre sul mercato e naturalmente bisogna presentarsi adeguati anche con i tempi. Cambia anche il clima, tra l'altro, no? Perché bisogna anche tenere presente di questo. Un'evoluzione totale di quello che la stiamo vivendo quotidianamente, per cui noi dobbiamo sempre salvaguardare le nostre tradizioni, ma al passo con i tempi. Al passo con i tempi vuol dire seguire quelle che sono le nuove tecniche, seguire le nuove tecniche per far crescere bene una pianta d'ulivo, le nuove tecniche per produrre meglio, le nuove tecniche anche per conservare bene il prodotto che arrivi sulla tavola dei consumatori in un modo sano, in un modo giusto, che preservi tutte quelle proprietà organolettiche e salutistiche che questo prodotto contiene. Essere presente naturalmente sui mercati in un modo diverso, come possa essere da segnale positivo quello del consorzio, segnale che sta a stimolare tutti i nostri olivicoltori a fare sinergie, ad stare insieme, a fare massa critica. Altrimenti non riusciamo a soddisfare quelle che sono le richieste di tutti i mercati, dei mercati in genere, ma diciamo anche del piccolo supermercato, come dicevamo all'inizio della trasmissione, che questi oggi ci chiedono un prodotto del nostro territorio, a marchio del nostro territorio, però presente su diversi punti di vendita, che solo un punto di vendita sicuramente chiederà un minimo di 10 quintali, io dico un numero così, un minimo di 10 quintali di prodotto, che già un solo nostro piccolo olivicoltore, perché le nostre proprietà sono molto parcellizzate, non potrà neanche soddisfare i 10 quintali. Invece un consorzio dove si fa massa critica, dove si converge tutti in quella direzione, che tutela, garantisce il prodotto, segue il prodotto, riesce ad a garantire anche le vendite, allora sicuramente un segnale positivo lo avremo mandato ai nostri olivicoltori, e credo di portare avanti un discorso sicuramente utile per tutta l'olivicoltura. Ma questo è importante, l'importanza proprio, come dicevamo prima, degli incontri, dei confronti sul campo, ecco, per far capire l'importanza, no, di queste innovazioni. Bisogna andare, giustamente le radici sono importanti in una pianta, ma non bastano, no? Ecco, per rimanere in tema non basta solo la radice, ma ci vuole il frutto, ci vuole la chioma deve essere potata adeguatamente. Possiamo fare un po' questo paragone, perché bisogna comunque guardare avanti. Noi siamo arrivati quasi in chiusura di questa trasmissione, quindi io spero che ci siano ancora incontri proprio sul territorio, coinvolgere proprio i cittadini, gli agricoltori, perché bisogna guardare oltre, quindi il proprio steccato, bisogna guardare oltre e conquistare non solo il mercato nazionale, ma l'obiettivo è sempre quello, l'internazionalizzazione poi. Noi ci auguriamo questo, ma anche a me quello che ha fatto molto piacere è ascoltare gli esperti, i quali hanno mandato un messaggio chiaro, preciso alla nostra olivicoltura. Cioè è stato molto bello ascoltare dalla viva voce di chi vive quotidianamente la crescita dell'uliveto come lo si deve condurre, e lo si è ascoltato veramente dagli esperti. Chi questo lavoro lo fa. Sono i massimi esperti in Italia che hanno ribadito questi concetti e soprattutto hanno puntualizzato anche un'altra cosa. Io vorrei rubare un minuto per dare anche 30 secondi
per dare la possibilità anche di dare risposte alle persone che pongono questa domanda, noi spesso ce la pongono. L'IGP Olio di Calabria prevede l'utilizzazione di 7 diversi genotipi, quindi di 7 diverse cultivar, espressione della Calabria. E questo rappresenta il momento della tradizione dell'olivicoltura calabrese, nel senso che non è stata esclusa nessuna delle matrici con cui l'olivicoltura calabrese è nata ed è cresciuta nel corso dei secoli, nel corso dei millenni. Un secondo aspetto di questi diversi genotipi esistenti sta nel fatto che anche questo contiene una conservazione della biodiversità e anche questo è un aspetto, diciamo, molto importante della tradizione. Però poi le coltivazioni vengono effettuate in maniera tale, adeguata a queste cultivar, innovando in ragione specifica rispetto a queste diverse cultivar e avendo anche una possibilità di qualità, quindi di oli diversi provenienti da queste diverse cultivar che possano in qualche modo soddisfare le diverse esigenze del mercato, intanto per abbinarla ai diversi piatti e anche per andare incontro ai diversi gusti. In fondo il disciplinare dell'IGP è stato concepito ed è nato esclusivamente dalla fusione di questi due concetti che sono tradizione e innovazione. E noi qua ci dobbiamo fermare, grazie davvero al dottore Magliocchi, al presidente Magliocchi, al dottor Nino Iannotti e come sempre grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.